Seconda settimana di allenamento conclusa in questo precampionato, com'è stata? Tosta, iniziano ad essere tosti gli allenamenti, però un bel gruppo giovane, affamato, con voglia di fare, quindi c'è una bella energia, un bel entusiasmo da parte di tutti, allenatori, giocatori, staff, anche chi è magari un po' fuori, anche gli infortunati ci stanno dando una mano, quindi bello, tutto bene. Ci vuole una bella forza di volontà a fare, tra virgolette, tutta questa fatica, ma si sa che nel rugby nulla è di regalato, no? Bisogna sempre essere al top. Sì, tanta fatica, facciamo due allenamenti magari anche la mattina presto, con doppio il pomeriggio, tanti sforzi fisici che però sicuramente ripagheranno durante il campionato, che è quello l'obiettivo che abbiamo, di far bene e iniziare a mettere dei mattoncini dove costruire il nostro campionato. E partiamo da qua, dalla fatica che ci mettiamo mattina e pomeriggio. Sappiamo della tua esperienza, tu hai iniziato a San Donà, dopo hai girato un po' e arrivi qui a Mogliano per trovare una rivincita, trovare minuti, trovare divertimento di nuovo nel gioco, che mi mancano da un po'. Quindi dopo essere stato a Padova, a Reggio, dove ho giocato anche un po' meno, sono tornato qua dove spero, di seguito anche di infortuni, di trovare un po' più di spazio, di mettermi in gioco di nuovo per tornare a far bene. Che tipo di campionato ti aspetti? È sempre, si dice sempre, no? Ci sono le solite 4 che cercano di combattere, poi le altre cercano un po' di sottrarre un posto nei playoff. Mi aspetto un campionato molto equilibrato, sicuramente sì, sai, sono quei 4 nomi soliti che dicono che sono avvantaggiate, però vedendo anche il mercato delle altre squadre, secondo me sarà molto equilibrato, quindi vediamo, tutta una sorpresa sarà. Avendo visto il Mogliano l'anno scorso, sai che ha avuto un inizio un po' lento del carburato, poi è arrivato Umberto, il coach, e che tipo di gioco prevedi, insomma, nella filosofia? Sì, vedendo anche l'anno scorso, penso è un gioco dove giocheremo molto, useremo molto la palla, saremo molto aperti nelle situazioni, quasi imprevedibili direi, però sì, dove magari sfruttiamo più occasioni dove giocare che meno usare il piede, un gioco più tattico, diciamo. Che tipo di gioco ti piace a te in generale? Che piace, tipo di rugby? Mi piace un rugby veloce dove attacchiamo molto, spostiamo la palla, tutto giochiamo sugli spazi, meno diciamo lento di contatto, ma più sugli spazi e sul gioco. Come giudichi il rugby italiano? Come si è evoluto in questi anni secondo te? In questi anni, diciamo negli ultimi 10 anni che ho fatto, siamo passati da un rugby molto esatto di contatto, come dicevo. Comunque ci sono quelle squadre, Padova, Rovigo, che continuano a tenere quel focus, Valo Rugby, e però anche su un rugby molto giovane, perché stanno sempre uscendo più giovani dalle accademie, dappertutto, che salgono, e quindi molto veloci di conseguenza. È un gruppo eterogeneo dal punto di vista, ci sono i giovani e ci sono i più anzianotti. Sì. Tu cosa sei nel mezzo via? Io sono quasi nei vecchi, diciamo. Sei quasi nei vecchi ormai. 28 anni, quindi diciamo sì. Cerco di portare un po' di esperienza, anche l'esperienza che ho fatto a Padova e Valo Rugby, magari dove non ho giocato troppo, però dove comunque allenamenti sempre alto livello, eccetera. Quindi cerco di portare quell'esperienza in questo gruppo comunque con tanti giovani, tanti appena usciti dall'Under 18, quindi provo a dargli qualcosa. Sì, gruppo tanto giovane, qualche uno di esperienza, però molti più giovani qua, però vedo un bel gruppo, molto potenziale.